Venezia ha più posti letto per turisti che residenti, 49.693 posti letto turistici in continua impressionante crescita contro 49.304 abitanti in costante drammatico calo. È il culmine di un processo che in appena qualche decennio ha quasi estinto il tessuto sociale di una città con 1600 anni di storia. Ecco come Venezia oggi. I pallini colorati segnano le diverse strutture ricettive, perlomeno quelle registrate. Si tratti di hotel, resort, bed and breakfast, locande, ostelli, affittanze turistiche, nomi diversi per indicare la stessa cosa, una città in cui di veneziano sono rimaste solo le mura. Ci stiamo trasformando da un po' di anni in una non città, perché una città normale non ha un numero così sproporzionato di turisti. Non siamo assolutamente contro il turismo, però certe cifre di turismo ci rendono la vita molto difficile, e qui sto parlando da cittadino. Ad aprile Ocio, osservatorio civico sulla casa e la residenza, ha installato a Santa Margherita il contatore di posti letto turistici a Venezia. È un contatore gemello di quello di Venezia.com a San Bortolo, che da 15 anni rappresenta un grottesco quanto inascoltato monumento dello spopolamento di Venezia. In questi 5 mesi abbiamo un aumento di 1097 unità dei posti letto dell'offerta ricettiva, quindi comprensiva sia del settore alberghiero, extraalberghiero, il cosiddetto extra alberghiero complementare, cioè l'offerta ricettiva nei posti letto, quindi nelle locazioni turistiche brevi, che rappresentano la città storica più del 40% dell'offerta ricettiva, per cui insomma un numero assolutamente drammatico. Meno evidente di quello di Venezia città, ma altrettanto impressionante nei numeri, è lo spopolamento dell'intero comune di Venezia, terraferma compresa. All'inizio degli anni 70 il comune contava 370.000 abitanti. Oggi gli abitanti di tutto il comune di Venezia sono 250.000. Questo significa che lo spopolamento comprende anche la terraferma. In totale si sono persi 120.000 abitanti in 50 anni. Direi che è un dato che non si è mai visto in nessuna città in tempo di pace e in assenza di calamità naturali. È naturalmente un dato in completa controtendenza con quello di tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto. Oggi il comune di Venezia ha persino meno abitanti di quanti ne avesse negli anni 30 del secolo scorso, quando in tutta Italia vivevano appena 40 milioni di persone. Sono numeri davanti ai quali l'ingresso nella lista nera UNESCO ha un'importanza relativa. Avvenga o no, la realtà resta questa. Se non si sono adottate politiche sulla casa efficaci, misure sul turismo efficaci, con una regolamentazione degli affitti brevi, adottare un regolamento, è da un anno che se ne parla e c'è il nulla, è evidente che la città forse non potrebbe neanche essere più chiamata così.